Cedo adesso volentieri la parola. Sì, abbiamo Raffaele Padrone, ospite fisso nei nostri studi, dirigente del sindacato FSP Polizia. Buonasera Padrone. Grazie a lei, direttore. Senta, volevo commentare con lei alcune immagini, no, che ci arrivano non dalle televisioni ma da YouTube, perché io credo che si annunci intanto prego la regia di mandarle in onda, eccole qua. Perché si annuncia un autunno caldo, ho paura, perché i numeri degli scontenti del Green Pass forse sono stati un po' sottostimati. Queste sono immagini che arrivano da Milano, la manifestazione di sabato sotto la sede della RAI di Milano, dove c'erano qualche migliaio di persone. E poi, non so se non ricordo bene se nella stessa giornata, comunque nello stesso weekend, un'altra grossa manifestazione a Milano con migliaia di persone in piazza. Lei cosa ne pensa? Beh, io credo che la possibilità democratica di manifestare una propria opinione, diciamo, consenta il ritrovarsi in piazza di numerosi manifestanti. Parliamo però di manifestanti che democraticamente vanno in piazza. Il problema che io dico da tempo, ma non solo io, ma da tempo, quello che ribadisco è che quando all'interno di quei gruppi, di quelle persone, vengono ad infiltrarsi persone che vogliono solamente lo scontro con le forze dell'ordine, e episodi ne abbiamo visti nelle scorse settimane in varie città d'Italia, lei capisce che davanti a un pubblico come quello che stiamo vedendo adesso dalle immagini, migliaia e migliaia di partecipanti a una manifestazione, ripeto, democratica, qualcosa chiaramente succede. Noi abbiamo questo campanello d'allarme da qualche mese, quando il Ministro dell'Interno si è accorto alcune settimane fa, e l'ha detto nella sua esposizione, in una sua circolare, che bisogna portare maggiore attenzione a queste manifestazioni. L'ha detto con una circolare un paio di settimane fa il Ministro Lamorgese, accorgendosi che di democratico c'era ben poco. In che senso? Nel senso che le persone che sono lì, che sfilano, hanno, ripeto, il diritto, ma abbiamo avuto sequestri prima di una manifestazione, vediamo Torino, sono stati sequestrati armi, bastoni, lacrimogeni, chi ne più ne ha più ne metta, e quindi la tensione ha fatto sì che il Ministro mandasse una circolare alle questure. Come ha detto lei stesso, insomma, tra migliaia di persone c'è la possibilità, è già successo nella storia, succede sempre che si infiltrino dei facinorosi, certo, che sono lì con il solo obiettivo di provocare le forze dell'ordine. Esatto, però bisogna non c'entrano niente con i manifestanti. Volevo aggiungere questo, bisogna fare la distinzione, no? Perché sono stati chiamati guerrieri quelli che scendevano in piazza a Novax a fare queste manifestazioni. Noi, è più di un mese che noi ogni sabato in piazza nella nostra piccola città abbiamo delle persone che manifestano con correttezza, manifestano con i loro slogan, con il loro battito di mani, però ripeto, l'ha sempre detto qualsiasi capo della polizia che è corretto utilizzare democrazia per manifestare. Il problema è quello che dicevamo prima. Allora, solo poco. Quello che mi preoccupa è che solo non più di una settimana fa il Ministro dell'Interno Lamorgese si sia accorto di questa situazione. Cosa succede? Succede che l'alzamento dell'asticella della tensione fa sì che in quelle piazze, come si sta vedendo dalle immagini, l'aumento del personale, del numero di uomini deve essere maggiore. Io ho visto Milano, lei ha fatto vedere le immagini di Milano,
Il problema è che quando e se dovessero aumentare i numeri dei manifestanti a Pordenone, allora comincerei a avere delle grosse preoccupazioni, perché è una manifestazione con un numero così alto di manifestanti deve comportare insomma, una... Milano è una città da 3 milioni di abitanti, non credo che vedremo quelle folle oceaniche anche a Pordenone. Ma se ne vediamo di più di così, lei ha già visto quanta polizia abbiamo inserito nelle nostre giornate di sabato. Quel personale lì, capisce, o ha lavorato la mattina prima, Lei giustamente, io faccio il sindacalista, Cicero pro domo sua. certo, io faccio il sindacalista, e allora bisogna vedere quanto sforzo diamo per essere lì e quanto viene richiesto al personale per essere lì. Questo anche per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, e che c'è una collaborazione all'interno del comparto sicurezza che è molto forte. Senta, brevemente, perché abbiamo già sforato, cosa pensa della proposta che abbiamo sentito prima da Matteo Salvini, quella dei tamponi rapidi, salivari e gratuiti? Come sindacalista, pensa che per i colleghi della polizia, per esempio, credo che sarebbe un... Io credo che se parliamo di Stato, la polizia, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, le forze dell'ordine facciano parte di questo Stato, sono Stato, e quindi se li dobbiamo mandare a lavorare con particolare attenzione, ricordiamo che abbiamo solo il 22% delle forze dell'ordine che non si sono sottoposti per vari motivi al vaccino. Quindi se queste persone devono andare a lavorare non vogliono, perché l'obbligatorietà mi pare che non esista, devono essere messi in condizioni gratuitamente di sottoporsi al tampone, questo sì. Benissimo, grazie a Raffaele Padrone per il suo contributo. Pordenone in Subbuglio per la campagna elettorale. Dopo la visita di ieri del leader della Lega Matteo Salvini, oggi nel chiostro della biblioteca è arrivato il deputato del PD, l'onorevole Graziano Del Rio.